Buonasera a tutti, visti TV, e tengo de oie, die 11 de Sant'Andrea, due missa e 20 Kimbe, di Mustorinoche, studio visti TV, via Salvemini, numero 11. Bene, diamo un'occhiata a Sadia, come si presenta a Toie, ecco, si presenta a De Goi, in questo annugone il mannaro che sono Cucussan e Saida, poi dico che non è una sottocavallo, però pare che abbia un po' più intenzione della Cucussare, ecco qua. E dico, allora, infatti il Gaieste è messo Cucussata, 17 gradi la temperatura massima, 9 la minima, mese calcolato, potuto da die. Rincrasa mercoledì, da che va doichi, sole preno tutto da die. Quindi da che 8 gradi temperatura massima, da che grado temperatura minima. 1 grado in più de oie e su massimo di sa minima. Tornamos a oie che este a die di Sinterro. Le Ciriaco Meloni, però insomma l'onorare Sammento neanche in memoria vediamo un pacco che so sono necrologico che sono stato fatto, cadesti a terra senza un lamento e ti accorgessi in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Distrutti dal dolore, il padre Marco, Giuliana e Pina, Denise con Paolo, Giampiera con Luca e gli amati nipoti piangono l'incolmabile perdita dell'adorato Ciriaco Meloni. Il funerale verrà celebrato oggi, martedì 11 novembre, al santuario di Nostra Signora del Miracolo alle ore 15:30. Si ringraziano per l'affettuosa presenza gli amici e la dottoressa Lucia Mameli. La zia Grazietta, i cugini Ciriaco e Gigi con Silvia, ancora increduli, partecipano al dolore di Marco per la prematura scomparsa dell'adorato figlio Ciriaco Meloni. Melziolo e Angela, Mariedu, poi ti abbiamo visto crescere come medico, ti abbiamo vissuto come persona, ci siamo presi per mano e siamo arrivati fino a qui. E ora la tua mano scivola via e vola in alto nel cielo. Ciao Ciriaco, dai tuoi anestesisti del Policlinico Sassarese. Colleghe del reparto di chirurgia generale del Policlinico Sassarese, Francesco Balestra, Pinella Serra, Maria Antonietta Maciocco, Marco Puledda, Lavinia Grasso, Antonio Santoru, increduli, partecipano al dolore della famiglia per la tragica e prematura scomparsa del caro Ciriaco, amico, stimato e collega. Chi vive nel ricordo di chi ama non muore mai, davvero, e tu continuerai a vivere con noi. Sei stato un amico, collega, un compagno di viaggio unico. Ci mancherai tantissimo, Ciri. Da tutti noi del Policlinico Sassarese un saluto fin lassù, che sappiamo accoglierai con il tuo bellissimo sorriso a non ridere. Simone Francesco, seguimos al de scollega. Ciao Ciri, ci hai spiazzato ancora una volta. È impossibile pensare che d'ora in poi non riempirai più le nostre giornate con le tue battute sferzanti, a volte sfacciate, in grado di strappare una risata a tutti, anche nei momenti più difficili. Eri il primo ad arrivare e l'ultimo ad andar via, sempre con la stessa energia, la stessa voglia di fare, la stessa allegria contagiosa che rendeva tutto più leggero. Con te accanto anche le giornate più pesanti sembravano
un po' più facili. Ci hai insegnato che si possono affrontare anche i problemi più importanti con la giusta dose di leggerezza. Sei stato l'amico, il collega ed il medico che tutti vorrebbero, disponibile, competente e umano. Siamo stati per te e tu per noi, anche un po' famiglia, apprezzandoti così come nella tua lealtà nei momenti più intimi. Non ci sarà giornata d'ora in poi nella quale non ricorderemo i tuoi modi di dire, i tuoi proverbi, il tuo un po' strampalati, i tuoi proverbi un po' strampalati, ma sempre lucidamente pertinenti. Dentro ognuno di noi ci sarà sempre tanto ciriaco, anzi ciriachetto. Grazie, amico nostro, increduli, ci uniamo all'immenso dolore del padre Marco per la tragica e prematura scomparsa dell'amato figlio. Scusate, ma atrofia male, abbia scarchi parole, la perdo. Tutto il personale di radiologia del Policlinico Sassarese si associa al dolore dei familiari per la prematura scomparsa del caro e stimato dottor Ciriaco Meloni. Il reparto di ortopedia del Policlinico Sassarese partecipa al dolore della famiglia Meloni per la scomparsa del dottor Ciriaco, di cui verranno ricordate le enormi doti umane e professionali con affetto e stima. Padrino Sandro Chessa, con Francesca, poi Eleonora e Giuseppe, Paola Giovanna Maria Cecilia, ecco, poi il succuso del suo collega, insomma, poi del suo parente, suo amico, no, sono bollo le hittese sul giornale. Bene, andiamo da innanzi. Ultima tappa di foreste aperte, Lodè scommette sul trekking, escursioni nel parco di Tepilora e laboratori vari nel centro storico del paese. Una giornata ricca di eventi, dall'ambiente ai piatti tipici al canto a tenore. Miradas, sguardi su Orgorolo, presentano il progetto di rigenerazione culturale e sociale e destinazione turistica. Consente di raccontare paese e territorio in modo autentico e riconoscibile. Orgosolo punta a mettere su questa cosa. È stato presentato nei giorni scorsi nell'ex Palazzo Comunale di Orgosolo il primo caso studio del centro studi sul banditismo e la nuova piattaforma digitale Discover Orgosolo. L'iniziativa si inserisce all'interno di Miradas, il progetto di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici del comune di Orgosolo, finanziato da MIC, Ministero della Cultura, nell'ambito del PNRR Bando Borghi, linea B. La giornata si è aperta nella scuola media Sebastiano Sacca, con un incontro di grande interesse culturale e formativo. Il ricercatore Antonio Flore ha presentato agli studenti e ai docenti il primo studio sul fenomeno del banditismo, all'interno di un più ampio progetto di ricerca e divulgazione storica, illustrando le vicende del comunitarismo orgolese, la rivolta per le terre comuni nel 1931, le proteste contro l'invaso di Loccoe nel 1947 e 1959 e la rivolta di Pratobello nel 1969. Lo studio, ha detto Flore, ricercatore e sindaco di Scano Montiferro, intende dimostrare come tali eventi rappresentino un continuum culturale condiviso, espressione di una comunità che ha sempre posto la collettività al centro della propria visione del mondo. Durante l'incontro sono stati illustrati i principali aspetti del fenomeno in Sardegna, le sue radici storiche e sociali e le modalità con cui può essere analizzato criticamente attraverso le fonti e gli strumenti digitali. Alessio Neri, CEO di Fare Digital Media, ha illustrato allora CEO Alessio Neri, che è praticamente CEO, è un acronimo del gestore, insomma, fondatore
di fare digital media ha illustrato agli studenti la nuova piattaforma di destinazione turistica del comune di Orgosolo. La piattaforma digitale discoveryorgosolo.com è uno strumento di grande valore per l'amministrazione comunale, ha sottolineato Neri, perché consente di raccontare il territorio in modo autentico e riconoscibile, producendo al contempo dati strategici per la pianificazione di future iniziative turistiche e culturali. Orgosolo, insomma, punta tutto sul turismo. Del banditismo si vive, insomma. Viabilità provinciale, nel Nuorese arriva una pioggia di finanziamenti. Che Belcicolini, consiglieri di opposizione, chiedono lavori e interventi straordinari. E dimono le ratifiche di diverse variazioni di bilancio, ma anche l'arrivo di alcuni finanziamenti per le strade provinciali sono stati al centro ieri mattina della prima seduta operativa del Consiglio provinciale di Nuoro, che si è insediato di recente dopo le elezioni di secondo livello. E proprio il tema della viabilità provinciale è al centro di un intervento di 3 consiglieri provinciali di opposizione, Pierluigi Saiu, Giampaolo Corda, Giorgio Freso. I 3 consiglieri ricordano che nel corso del Consiglio provinciale sono state discusse 4 diverse ratifiche di variazioni di bilancio e sono stati iscritti nel bilancio della provincia 2 distinti finanziamenti dedicati alla viabilità del territorio. Si tratta, eccetera, eccetera, va bene, sono tante strade postasi in conto. File di ore per le vaccinazioni, poliambulatorio, preso d'assalto, servizi anche in farmacia. File di ore al poliambulatorio di Via di Murta per poter fare il vaccino antinfluenzale. Ieri mattina oltre 40 persone hanno atteso con pazienza di scendere al piano inferiore dove si trovano gli ambulatori, ma una volta più giù hanno dovuto aspettare ancora prima di riuscire a farsi vaccinare. A raccontare la vicenda una donna che insieme al marito e alla madre di 86 anni si sono presentate all'appuntamento non immaginando di trovare tutta quella gente. Fino all'anno scorso andavamo in via del Fene, si faceva in fretta, eccetera, eccetera. Polo universitario al via, la città rilancia l'Ateneo. La regione stanzia 2,5 milioni a favore di Uninuoro. Il sindaco Feno una opportunità per investire sul campus, cioè campus su internet, campus universitario. Le aziende resilienti di giovani e donne, che è data appunto dall'imprenditoria femminile, che è veramente una cosa importante in Sardegna. Ristoratore di Fonni apre un locale a Nuoro, le opportunità sono anche sotto casa. Nuova CM di Orani narrata, il mercato c'è, manca il personale, qui non vuole venire nessuno. Nel Nuorese, nelle tante crisi, il trend delle imprese giovanili e femminili va meglio che altrove. L'osservatore della Camera di Commercio registra percentuali migliori rispetto ad altri territori del sud Italia. Non è vero che a Nuoro non si può fare imprenditoria, che non ci sono opportunità per i giovani, non solo nella ristorazione ma in vari settori, dice Antonio Chillocci, 25enne di Fonni, che dopo esperienze di lavoro e formazione nella penisola e all'estero anche su marketing e management, 7 mesi fa nel capoluogo apre l'Artigiano, locale che punta su prodotti a chilometro zero, prende latte e ricotta dai pastori, le verdure dall'orto di Fonni, prepara la pasta fresca e dà lavoro a 8 persone. Ho voluto investire qui con un locale mio dove faccio la cucina tipica di nonna Rosa, che è mia nonna paterna, dice davanti alla foto della donna. La sua scelta non è solo d'affetto. Prima di aprire ho fatto una ricerca di mercato. Per tornare in Sardegna bisogna crederci. A volte le opportunità sono sotto casa. E va bene.
Speriamo, auguramos un buon traballo. Solo lo 0,2% degli incidenti è colpa degli animali selvatici. Il gruppo di intervento giuridico contro l'abbattimento massivo dei cinghiali. I cacciatori narrano la gestione selettiva delle specie serve a preservare gli equilibri, ma appunto un studioso nanne però fisicamente si spara su Silvone Man e non su Silvone minore, assai ne resta una meta Silvonas, cioè Silvone femmina, che quindi si riproducono in maniera veloce, insomma, e quindi un tasso di fecondità metaposata adesso Silvona, la Silvona almana, da che invece chi lo veniva sa cazza, insomma, ecco. Matilde, orgogliosa di essere una cacciatrice, non significa uccidere, è cultura, è tradizione. Una studentessa racconta il suo ruolo di battitrice, prima donna nella mia compagnia. In Sardegna la caccia al cinghiale è molto più di un'attività venatoria, è tradizione, territorio o comunità. Ogni stagione, all'alba, gruppi di cacciatori si ritrovano per la battuta organizzata, una pratica antica, regolata e condivisa dove il capocaccia individua la zona con movimento di selvatici e coordina la squadra, una squadra che oggi sempre più peso vede anche la presenza femminile, una presenza che rompe uno degli ultimi tabù del mondo rurale, portando una voce nuova e una tradizione profondamente delicata. La battuta è composta da due ruoli principali: le poste presidiano i confini della campagna, ferme e silenziose, pronte a intervenire, i battitori invece entrano nella macchia insieme ai cani spingendo i cinghiali verso le linee di tiro. È un lavoro fisico e tecnico fatto di ascolto, fiato, orientamento e rispetto, e i cani sono parte integrante perché addette a riconoscere la cerca, eccetera, eccetera, va bene. Dermatite bovina, ora si riparta. Qualvo abbiamo scritto alle autorità competenti, sosteniamo chi si è messo in regola. Coldiretti chiede lo sblocco delle movimentazioni in Gallura, vaccini nel 97% delle aziende, che tutto lo complottista scatenato contro la vaccinazione. Parte dalla Gallura il segnale di fiducia nella lotta alla dermatite nodulare contagiosa bovina. Grazie all'impegno degli allevatori e alla collaborazione con i servizi veterinari, la copertura vaccinale ha ormai toccato il 97% delle aziende e il 95% dei capi bovini sul territorio. È proprio grazie a questi risultati che la Gallura vuole fare da apripista e lancia la richiesta alle istituzioni competenti di deroga per consentire la ripresa della movimentazione dei capi. Piogge scarse e perdite d'acqua colpiscono 6.000 imprese. Confartigianato, narrate il sistema produttivo della Sardegna rischia un rallentamento per i razionamenti. L'allarme siccità preoccupa imprese e cittadini della Sardegna e crea i primi problemi a territori e comunità con restrizioni e razionamenti. Bonus elettrodomestici, però è mancata una parte, dal 18 novembre potranno essere richiesti bonus elettrodomestici da 100 euro. Va bene. Allarme Caritas, l'esercito dei poveri non perde soldati, cioè purtroppo un paziente che ha bisogno. La ricerca presentata ieri a Sassari, in un anno 10.000 richieste di aiuto, molte le donne che non invocano sostegno. Sono sempre disponibili al sacrificio. Don Stazzu, l'isola è nel dramma. La politica non riesce a fare argine.
educazione sessuale, cade il divieto nelle scuole medie, il divieto della Lega, emendamento della Lega, anche nelle scuole medie si potrà parlare di educazione alla sessualità, a patto che così come per le superiori i genitori firmino un consenso preventivo dopo essere stati informati sui temi che saranno affrontati e il materiale didattico che verrà utilizzato. Dopo molte riunioni della Commissione Cultura e Istruzione, che da tempo sta esaminando il DDL Valditara sul consenso informato e che aveva approvato un testo in cui veniva sancito il divieto di insegnare nelle classi delle medie l'educazione sessuale, questo sembra essere il nuovo orientamento della maggioranza, e cioè superare questo divieto. La correzione arriva con un emendamento depositato dalla Lega, che di fatto fa decadere il divieto stabilito per le medie, mentre rimane quello per le scuole dell'infanzia e per le elementari. Intanto sempre sa Lega, sempre conservatora dei Paresiati, Rincusto Salvini, il vice premier a Bari per sostenere il candidato del centrodestra alle regionali, pedino come teste. Salvini, via gli immigrati che non rispettano le nostre tradizioni, e questo l'hanno applicato pure in Germania, a son nostro o in America non ve ne è arrestato mancuno. Gli immigrati che non sono disponibili a rispettare le nostre tradizioni tornino da dove sono arrivati, fuori dalle palle. Ha parlato così ieri pomeriggio a Bari il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini durante il comizio del centrodestra in vista delle elezioni regionali a sostegno del candidato alla presidenza della Puglia, Luigi Lo Buono. Oh, è un po' delicato, poi siamo da dare. Andiamo sulla politica internazionale, scandalo BBC, Trump minaccia una causa. La TV pubblica inglese nel 2021 avrebbe manipolato un servizio sull'assalto al Capitol Hill. Vabbè, manipolato. Scricchiola. Il modello BBC, servizio pubblico radiotelevisivo della storia centenaria, considerato a lungo un punto di riferimento per l'Occidente, ad assestare l'ultimo colpo sulla sua immagine di imparzialità e rigore è la vicenda del montaggio di due passaggi separati di un discorso di Donald Trump, datato 2021, artefatto in modo da rafforzare la sensazione che il presidente americano avesse incitato esplicitamente l'assalto al Capitol Hill. Uno scandalo cavalcato dalla destra interna e globale e a scoppio ritardato. Oltre un anno dopo la trasmissione del servizio incriminato da parte del programma di inchiesta giornalistica Panorama, che minaccia di sfociare adesso in una clamorosa querela miliardaria con tanto di ultimatum da parte della Casa Bianca. Ultimatum, l'azione legale è stata evocata nero su bianco dagli avvocati di Ted Donald in una lettera ricevuta in queste ore dall'azienda, testo nel quale l'entourage del magnate ha intimato alla vecchia zietta, come un tempo gli spettatori dell'isola chiamavano familiarmente la TV di Stato, di rettificare a capo chino lo svarione entro la scadenza tassativa delle ore 22 del 14 novembre, ritrattando in modo completo e imparziale il documentario e qualsiasi altra dichiarazione falsa, diffamatoria, denigratoria, fuorviante e provocatoria sul presidente Trump, mandando in onda un mea culpa, nonché offrendo un risarcimento adeguato per il danno causato e per aver cercato asseritamente di interferire nelle elezioni presidenziali. Pena una siderale quanto mortifera richiesta di indennizzo coatto non inferiore al $1 miliardo. Potete schifo. Il primo ministro Hamas sarà disarmata. Questo chi è l'un'altra
Kushner in Israele per accelerare il piano di pace. Ma Netanyahu avverte: la guerra non è finita. A un mese dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, l'inviato del generale Donald Trump, Jared Kushner, è tornato in Israele per fare il punto sull'attuazione del piano di pace americano con il premier Benjamin Netanyahu, con gli Stati Uniti che premono per passare alla fase 2 dell'accordo. Ma la guerra non è finita, Naragai Netanyahu. Bene, che in questo tancamos il tenore da noi e oggi e noi vediamo storia crasa a stamatessi ora. Unimos a sigla e tancatura, eccola qua. A mentre vedere di buona tutto da Bitti TV, adioso e mentre la casa.